Qui la gente in attesa arrivata di buon mattino da ogni parte della Sicilia per respirare l'atmosfera agreste. Accanto le maxipentole piene, fumanti, in lavorazione. Sant'Angelo Mxaro come tradizione ha celebrato per il 6 gennaio la sagra della ricotta, giunta alla 60ª edizione. A metà mattinata si aprono i tornelli, le persone in fila avanzano per riempire i vassoi, cannoli, tuma, panini, ma ovviamente il piatto forte è rappresentato dalla ricotta col siero, preparata con lo stesso identico procedimento di un tempo, una vera e propria delizia da queste parti, dove i pascoli sono ancora incontaminati. Ad allietare la giornata i canti e i suoni tipici della ricorrenza. Nella suggestiva piazza Umberto I un grande fermento, non mancano le attrazioni. Questa è la caratteristica retina che fa il giro per il paese assieme ad un gruppo di cavalli che danzano e divertono il pubblico. Sulla piazza invece a fare gioire i più piccoli ci pensa questo asinello messo a disposizione dall'amministrazione comunale che ha organizzato l'intero evento. Nel pomeriggio riflettori puntati sulla rappresentazione di Nardo e Riberio, due pastori in costume tradizionale, tra insulti, cadute e scenette allegre, danno vita ad una farsa comica che prende il nome di Vastasata. Niente di tutto questo, ha venduto 200.000 euro, per 300.000 euro aggiudica chi offre di più. Io voglio quella pennuta, no chissà che ne ho cruzzareggia, sentite chi te ne careggia sighetta. Questa cosa sarebbe... Non deve finire a bastonate perché oggi la festa è me e a me non mi dà bastonate nessuno. Io solo le posso dare. Devi... Minchia, ma guarda uno scaricatore. Mi vuole il Venere. Oh, abbondante. Ma secondo me ci mi si acqua. Piano! Piano! I numerosi visitatori che hanno fatto tappa a Sant'Angelo hanno potuto apprezzare anche la Casa del Presepe e il Museo Archeologico. Soddisfatto il sindaco Lorenzo Alfano. C'è stata una grandissima affluenza, la giornata è stata bella, c'è stata degustazione della ricotta la mattina, il pomeriggio c'è stata la sfilata dei cavalli con tutta la rappresentazione della Vastasata di Nardo e Riberio con l'arrivo verso Gesù Bambino con i Re Magi. Tutto ciò serve sicuramente per far conoscere i nostri prodotti tipici che sono qualcosa di buono, di caratteristico e di locale. La produzione appunto della ricotta, della pastorizia, degli agnelli, di tutti i prodotti classici del nostro territorio, dell'interno del territorio della provincia di Agrigento. Ed è anche un'occasione per promuovere il nostro territorio dal punto di vista archeologico. Infatti abbiamo il museo aperto tutto il giorno a disposizione dei cittadini che sono venuti qua